Ma in realtà, no, cioè... Allora siamo tornati in onda. No, stavamo parlando appunto del discorso del prepensionamento o meno. Ecco, proprio per terminare un po' il discorso, insomma, fa parte dei nostri discorsi. Siccome tra l'altro lei viene da un settore che è strategico, al centro dell'attenzione, periodicamente anche in subbuglio, parliamo pubblica amministrazione nella sanità, e quindi in questo momento poi anche in Veneto ci sono stati delle situazioni anche di tensione, tra l'altro perché abbiamo visto che la sanità, tra virgolette, privata convenzionata ha subito dei tagli drammatici, moltissimi cittadini si sono indignati di questo, addetti ai lavori, quindi operatori del settore, hanno perso il posto di lavoro, sono messi in discussione la loro stessa professionalità, e questo a discapito poi come sempre delle fasce più deboli, perché poi chi può, chi ha soldi paga, chi non ne ha si trova ad aspettare tempi lunghissimi perché non arrivano più finanziamenti da parte della regione. Questa è stata una conseguenza rilevante, quindi invece che avere una sanità rapida sciolta che si avvaleva anche di strutture private che però funzionavano, territoriali, sì. Adesso abbiamo tutto un aggravarsi di situazioni invece diciamo così centralizzate, che però arrancano per forza di cose. Sì, va detto che le strutture private convenzionate ci sono ancora, esistono ancora. Alcune hanno avuto... Perché, insomma, è che naturalmente, perché poi il ragionamento è questo. Gli interventi che fa lo Stato, le normative, hanno poi degli effetti. Quando noi sentiamo questi grandi titoli nei giornali o nelle televisioni, pensiamo, e poi invece gli effetti arrivano, no? Arrivano fino... Anche se uno pensa di no, poi voglia che no, arrivano, no, bisogna ascoltare bene perché arrivano. E noi lo dicevamo, il sindacato lo diceva, che la nostra grande preoccupazione era quella dei famosi tagli lineari che tagliano indiscriminatamente. Il sindacato, sia la categoria degli attivi, sia i pensionati, il sindacato confederale, la CGIL, ha sempre dichiarato che siamo apertissimi a qualsiasi attività di efficientamento della pubblica amministrazione in generale e che eravamo pronti a confrontarci su tutti i temi. Perché possono esistere delle sacche nelle quali si può intervenire per risparmiare, per efficientare. Il taglio lineare è sbagliato perché taglia senza andare a diversificare l'importanza dei servizi. Ora, che cosa è intervenuto? La spending review? Questo è. Quando sentiamo queste parole, questo vuol dire. E in particolar modo, è vero, sono stati toccati i settori dei servizi convenzionati, la sanità privata convenzionata e il terzo settore. Ecco. Quelli sono Andiamo sempre lì. Ecco, il terzo settore, che è tutto diciamo, quella parte, adesso io la dico, vado un po' a spanne, diciamo, non entro, ma è tutta quella parte che si occupa in particolar modo, abbiamo detto, le strutture convenzionate per tutta la diagnostica, no? Chiaramente le famose liste d'attesa. Il terzo settore, e non solo, è quello che si occupa in particolare della parte quella parte che noi chiamiamo sociale, che è quella griglia che trattiene, diciamo, i bisogni più svariati, ma che sono proprio i bisogni della popolazione più debole, perché quando parliamo di persone portatori di handicap di tutte le età, certo. E parliamo di anziani fino ad arrivare, va bene, alla situazione più grave che è quella della non autosufficienza. Allora, questo è il punto. Noi dobbiamo, diciamo sempre, si deve intervenire intercettando il bisogno della persona, della famiglia, della comunità, che può variare nel tempo, varia nel tempo. La stessa persona può avere bisogni diversi, da sanitari a sociali, con un rapporto fra sanitario e sociale che cambia. Di compenetrazione degli uni negli altri. Questa è la risposta. Questo significa, quando tu intercetti il bisogno, devi dare delle soluzioni. E invece cosa riscontrate? Allora, io faccio un passo, vediamo se riesco, sono temi molto grossi, vedo se riesco a semplificarli, ma non perché si possono semplificare, ma il piano sociosanitario, così come è stato formulato, nella sua filosofia, noi la condividiamo? No, bisogna che venga attuato però. Completamente. Certo, perché quando noi diciamo, no noi, ho sbagliato,
La regione dice, perché la regione che programma, è un compito suo precipuo. Quando il piano sociosanitario, che è programmazione regionale, attenzione, E che riguarda i cittadini, perché quando noi e che diciamo questa riguarda parola qua tante volte molti dicono vabbè non è una cosa che mi riguarda, attenzione, piano tutti, sociosanitario vi riguarda tutti, ci riguarda tutti, per cui anche ecco, il cittadino cosa... sano, lo so, attenzione, infatti. anche il cittadino sano, perché dentro il piano deve esserci la prevenzione, e la prevenzione riguarda il cittadino sano e che deve restare in salute, perché anche qua questa parola è tanto poco usata e forse anche tanto poco compresa. Prevenzione significa intervenire su tutti quei fattori ambientali che consentono al cittadino di rimanere sano il più a lungo possibile. Quindi, tornando al nostro piano, e che, ripeto, riguarda tutti, quindi dovremmo tutti, dopo naturalmente le organizzazioni sindacali, le associazioni, ci sono dei soggetti che sono particolarmente interessati, ma i cittadini dovrebbero davvero informarsi sempre moltissimo su questi, perché è ciò che avverrà della nostra salute, no? La programmazione della nostra salute nel futuro. Dicevo, il piano presenta degli aspetti molto interessanti, perché quando la Regione dice più territorio e meno acuzie, no? E meno ospedale, ma il territorio deve esserci in tutti i suoi segmenti, in tutti i suoi segmenti. Io so che, ma perché lo provo su me stessa, su chi conosco, quando un cittadino pensa al suo star bene, pensa all'ospedale, perché quello sembra il luogo della salute. In realtà non è così, è un luogo di salute naturalmente, perché è una struttura nella quale si cura l'acuzie, ma poi abbiamo tutta l'altra parte, che è quella parte che da sanitario si trasforma in sociale, come dicevo prima, a varie percentuali, e noi dobbiamo avere la risposta per qualsiasi bisogno. Allora, dicevo, noi il piano a tutti i livelli, la nostra organizzazione, ma credo anche le altre, ma insomma io parlo per la CGIL, il piano è stato analizzato, studiato in tutti i suoi aspetti anche minimi, e ne abbiamo condiviso, dicevo, la filosofia. Per esempio, la questione della medicina integrata. Cosa vuol dire medicina integrata? Vuol dire che i medici di base... Attenzione, il medico di base, il medico di medicina generale, il medico di base, è la porta, è la prima porta che il cittadino ha per accedere al servizio sanitario nazionale e regionale. Quindi ha un'importanza strategica. Nel piano si parla di medicine integrate. Cosa vuol dire? Vuol dire che i medici di medicina generale si integrano, si mettono insieme in una struttura, e quella struttura mi dà le risposte H12 meglio H24. E lì siamo sempre fermi al palo però, perché... E questo è appunto... Lei dice il presupposto viene a mancare. Cioè non quella è la strada, e noi dobbiamo insistere perché si vada, perché allora trovi delle risposte intanto più vicine al cittadino, intanto, e parli con il medico di base che ti conosce, e riduci gli accessi ai pronti soccorsi, perché delle volte e poi da lì si attivano, perché medicina integrata è una cosa, ma poi si attivano attraverso i meccanismi, la SVAMA, la valutazione multidisciplinare, usiamo termini, però insomma significa che davvero il cittadino che si ammala o che ha un problema viene preso in carico, si prevede per lui una sorta di piano assistenziale che deve prevedere anche la continuità assistenziale. Esatto, però in molti casi... Quando e questo è l'altro snodo, l'altro punto nevralgico, perché, faccio l'esempio così anche chi a casa ci capisce. Se io ho un problema grosso, vado in ospedale, o vengo ricoverato, operato, ristabilito, torno dove? A domicilio, il piano prevede anche la struttura intermedia, cioè ci sono dei passaggi. Adesso ti mandano a casa, a domicilio. Una casa da solo, come la maggior parte degli anziani che avete visto. Il problema è questo, bisogna che le strutture, a casa può avere dei servizi, perché c'è tutta l'assistenza domiciliare che è presente nei nostri
delle nostre realtà, in particolare l'ULSS 16 ha un'assistenza domiciliare, oltre alla guardia medica naturalmente, perché non dobbiamo spaventare la gente, la guardia medica esiste, c'è 24 ore su 24, e anche l'assistenza domiciliare da parte degli infermieri, l'ADI, esiste in ULSS 16 24 ore su 24, giorni feriali e giorni festivi, quindi i servizi ci sono, vanno messi in rete e vanno fatti dialogare per loro, Cosa vuol dire fra di loro. esatto, cosa vuol dire messi in rete? Vuol dire che non può essere il singolo cittadino che va alla ricerca, per carità, va al distretto, chiede, ma se uno sta informa. male, solo, pensionato e No, tutto, non no, è in grado di no. farlo, Allora, questo è il problema. deve esserci un sistema che comunque è previsto dal piano, adesso io non voglio entrare perché sto parlando di tecnicismi forse, ma nel piano è prevista la famosa centrale operativa territoriale, che è un'altra grande novità. Ed è stata attivata? E deve ma quello che so io... Per la contrattazione sociosanitaria noi stiamo mettendo in piedi tutto un meccanismo di un'attività che ci coinvolge sul territorio, sulla contrattazione sociosanitaria, che è rivolta alle strutture sanitarie ed è rivolta alle strutture amministrative locali, i comuni, le strutture sul territorio, perché molte di queste cose, in tantissimi casi, non avvengono perché c'è la disattenzione del territorio, delle strutture preposte a livello territoriale, perché in Veneto abbiamo anche questa caratteristica, che magari hai strutture di eccellenza in alcune realtà, in altre hai il totale abbandono del singolo. E perché? Perché manca la conoscenza, perché poi i comuni sono troppo piccoli, non hanno strumenti, e quindi adesso una delle cose che noi stiamo organizzando proprio in queste settimane, ci siamo anche strutturati a livello regionale con un dipartimento sociosanitario per stimolare la contrattazione per il regionale nei confronti della regione e per i territoriali, sul livello territoriale, verso i comuni e le USL, perché questi sono i due elementi, diciamo, per un sindacato per dare risposte, per tentare di dare risposte ai bisogni dei cittadini, soprattutto i cittadini anziani, che in moltissimi casi sono da soli e non hanno l'elemento, diciamo, la conoscenza, che se non è il sindaco, se non è la struttura locale che informa, molte volte ti perdi nei meandri della burocrazia. Ecco, può il sindacato, che comunque è coinvolto anche in questa contrattazione, il sindacato dello SPI per esempio, fungere da informatore? Magari uno chiama per dare delle informazioni di massima su che strategie... No, il sindacato svolge una contrattazione, atteso che con una struttura diffusa che abbiamo, in molte realtà noi forniamo anche, diciamo, diamo la comunicazione e dobbiamo attrezzare anche i nostri, come dire, le nostre strutture più periferiche, perché la presenza territoriale è molto estesa. Poi appunto, non possiamo pensare di avere, comunque noi non possiamo sostituirci all'iniziativa pubblica, noi non possiamo pensare che ci sostituiamo all'azione però dal punto di vista diciamo, delle cose che si possono fare, certamente la contrattazione con i soggetti preposti a governare, per rendere poi attuare, perché la legge magari è bella, ma se non viene attuata non serve a nulla. Cioè, inutile che vendiamo leggi belle e poi adesso abbiamo presente il rapporto con i medici generici sul territorio. Potremmo raccontare molte storie dell'inefficienza o delle difficoltà, magari anche vere, che sono presenti nel rapporto con i medici
perché c'è il tema degli orari, no? Sì. Infatti la della medicina reperibilità. integrata a questo Quindi scopo. diciamo che noi non ci sostituiamo certo all'iniziativa certo. delle strutture preposte, ma che dobbiamo, ma che facciamo contrattazione, in molti casi già la facciamo, sia in collaborazione con la funzione pubblica, cioè con gli operatori direttamente, anche diciamo noi con le nostre strutture territoriali per contrattare. Ecco, questo è tutto un campo, è tutto un settore che dobbiamo sviluppare anche nei rapporti. Ricordiamoci che noi siamo fermi con la Regione, per esempio, c'è una carenza, un deficit di contrattazione Di incontri, di di incontri, confronto. eccetera, e quindi noi dobbiamo da questo punto di vista recuperare, e la Regione deve sapere che deve confrontarsi anche con il sindacato. Ecco, il ruolo, qui si aprirebbe un capitolo sul ruolo delle organizzazioni, diciamo del ruolo delle organizzazioni sociali come sindacato, ma adesso questo è un altro campo, insomma, un altro problema. Assolutamente. Riprendiamo il discorso, andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, poi siamo ancora con voi.